Non vi ho l'ora è il titolo dell'ultima fatica dei Calandra e Calandra, due artisti molto affermati che da 10 anni ci deliziano con la loro musica, con le loro canzoni, con le storie contenute all'interno di questo videoclip, storie che fanno parte della nostra tradizione e quindi preservano la memoria, che è molto importante. Ebbene, domenica prossima alle ore 18 Non vi ho l'ora si vedrà al Teatro Cielo Alcamo. Ebbene, di che cosa si tratta? Allora, intanto un saluto a tutti i telespettatori. Diciamo che stiamo parlando di una serenata, c'è un ritorno alle serenate, quindi al romanticismo, e abbiamo voluto scrivere proprio questo brano per tornare un po' indietro, perché io penso che ognuno di noi ha nostalgia del passato, e quindi abbiamo voluto fare questa romantica serenata. E domenica, appunto, come ha detto prima, faremo un concerto e presenteremo in anteprima il videoclip che è stata una grande fatica a girarlo, ma ci siamo riusciti. Pensiamo almeno di aver raggiunto un ottimo risultato. Ci tenevo semplicemente a dire che abbiamo avuto anche il piacere di avere due grandi attori con noi all'interno del video. Stiamo parlando del maestro Lollo Franco e di Rory Quattrocchi, due grandi attori palermitani, e quindi siamo felici oltretutto di averle avuto con noi in un video così per noi molto importante. Un video importante, che tipo di impegni ha comportato? Ha comportato un lungo lavoro, che è già quasi da 2 anni che lavoriamo su questo progetto. Finalmente, appunto, ci siamo riusciti con una grandissima partecipazione di attori e comparse, e nello stesso tempo una bellissima location che veramente invitiamo a visitare, che è Villa Immacolatella, qualcosa di eccezionale. E il nostro impegno è quello di portare avanti, appunto, le nostre tradizioni, la nostra cultura, e non perdere quello che è nella memoria di noi siciliani, per cui speriamo domenica di dare questo input in più a tutte le persone che verranno, e vi aspettiamo numerosi. Un'anteprima ad Alcamo, ma penso che poi questo videoclip farà parte del programma di qualche prossima tournée. Ma noi non vorremmo anticipare niente, già ci sono delle date ben precise, abbiamo già stipulato qualche contratto, per cui saremo molto presto fuori. Quanti artisti hanno partecipato per completare questo videoclip? Ma io penso che saremo un 150 persone in tutto, quindi una grossa produzione, considerato, ripeto, che è sempre un videoclip. E ci siamo avvalsi anche dell'aiuto delle auto storiche, delle vespe storiche, quindi un ritorno al passato attraverso una canzone molto romantica, e speriamo che questo dia anche l'input sia ai giovani di cantare la nostra lingua, ma anche un grandissimo e graditissimo ritorno alle serenate, come stiamo facendo comunque anche noi.